La domanda ancora più semplice che ci toglierebbe ogni imbarazzo. Potete dichiarare che tutto quello che non è distribuito dall'Europa non è vaccino? È finita lì, Chiudiamo la cartellina, perdiamo poco tempo, evitiamo di andare a chiedere codici. L'affare si fa sempre più grosso e non solo perché le dosi di vaccino sul mercato sono tante, 27 milioni, ma anche perché al gruppo di regioni che spingono per la strada dell'acquisto parallelo si è aggiunto anche il Trentino. E allora Zaia, che ha ribadito oggi in conferenza stampa di non aver visto le carte né di conoscere l'identità degli intermediari, questa volta si rivolge direttamente alle case farmaceutiche. Noi abbiamo un obbligo etico e morale di verificare, perché neanche la possiamo liquidare e dire ma lasciate perdere. E potrebbero darci una mano le big pharma dicendo tutto quello che non è nel circuito europeo non è vaccino. Cioè, uno saprà a chi gli ha dato i vaccini. E questo avviene mentre parallelamente il commissario Arcuri, nella trattativa Flor Intermediari, chiede di farsi dare il numero dei lotti per avviare una prima verifica. Noi non siamo nelle condizioni di verificare se l'offerta ha un vaccino o acqua distillata dietro. Intanto oggi è arrivata al Veneto una nuova proposta per vaccini AstraZeneca. In Emilia-Romagna il presidente Bonaccini ha ufficializzato una proposta arrivata dalla Croazia. Insomma, il mercato si sta muovendo. L'Unione Europea mette in guardia dagli acquisti fai da te al di fuori dei canali ufficiali. L'opposizione in Consiglio regionale raccoglie le dichiarazioni della presidente Ursula von der Leyen, sollecitando la regione alla massima trasparenza. Il presidente ha il dovere di denunciare in procura portando tutte le carte, sostiene in una nota al Partito Democratico. Zaia non può tirare dritto, come se nulla fosse. Più chiaro di così. Abbiamo dato le carte, abbiamo interpellato l'AIFA, il commissario Arcuri. A me spiace che si voglia sempre vedere il torbido dappertutto. Se le grandi case si esprimessero in maniera più tranchant, avremmo risolto tutto il problema in maniera molto veloce. Cosa potrebbe cambiare? Oggi il Veneto ha una capacità vaccinale che può arrivare fino a 1 milione di inoculazioni al mese. Con la disponibilità di vaccini attuale vacciniamo 100.000 persone a settimana.